Prossimi protagonisti, 200 d'orso ragazzi, 2K4. Presentiamo questi atleti. In corsia 1 parte Matteo Bianchi, SC Nuoto. Lane 2 representing Serbia, Nenad Djuricic. Corsia numero 3 per l'Hydros, Riccardo Cendron. Corsia 4 Davide Agnolin, Gymnasium Pordenone. Alla 5 Valerio Salzano, Città Sport Vicenza. Corsia 6 Francesco Della Mea, Parco Livenza. Alla 7 Tommaso De Bortoli, Stella Marina. Alla 8 Lorenzo Meucci, SC Nuoto. In acqua alla finale 200 d'orso ragazzi nati 2004, Davide Agnolin in corsia 4, miglior tempo questa mattina, 2:14 e 96. Primo passaggio ai 50 metri, Valerio Salzano a condurre dalla quinta corsia, 31 e 74. Salzano davanti ai 50, Agnolin che non ci sta e prova a ricucire già ai 100 metri. Vediamo la situazione, ancora però Salzano a condurre in 1:05 e 63 al passaggio, 33 chiedo scusa e 89 i secondi 50, va a guadagnare qualcosina Agnolin che fa 33 e 73 e dunque da 40 centesimi distacco che scende a 24. Sembrerebbe però resistere anche Salzano dopo la terza parte a superare lo scoglio dei terzi 50. Guadagna in questo tratto 33,77 per lui, 34,46 Agnolin e poi stabile sempre in terza posizione in corsia numero 3 Riccardo Cendron. Margine troppo rassicurante, a rischio anche la seconda piazza per Agnolin che se la dovrà vedere con Cendron nel finale. Intanto là davanti Valerio Salzano, 2:12 e 88 per la vittoria. Rimonta completata per Riccardo Cendron che va a prendersi la seconda posizione, 2:14 e 74. Scende in terza Davide Agnolin, 2:15 e 05. Risultati sempre ufficiosi, ricordo al tocco che ne